Allora, eccoci qua nuovamente insieme con la dottoressa Elisa Venturini, consigliera regionale ma anche vicepresidente di ANCI Veneto, Comuni del Veneto. Allora, abbiamo parlato del capitolo sanità e per il momento è tutto a posto. Il problema adesso riguarda, qua abbiamo tantissime mail, le giro sempre, rispondo come vi ho promesso quando arriva una figura politica istituzionale, rigiriamo le vostre problematiche, chi può forse darci una mano, darvi una mano. Molti over 80 o persone disabili, soprattutto con la disabilità, che sono a casa, allettati, che non possono uscire di casa, impossibilitati e che ancora non sono stati raggiunti. Loro si aspettano, molti anziani si aspettano una chiamata. In realtà ormai bisognerebbe accedere o aiutarsi a accedere a questo portale della regione e avere però a casa il vaccino. I medici hanno preso un accordo, non tutti però hanno aderito. E tanti anziani poi non sanno neanche del portale, si è scoperto. Questo è un altro aspetto, forse per quello che non tutti i settantenni, plurisettantenni sono stati raggiunti, perché si dà per scontato che i plurisettantenni dai 70 agli 80 siano anche tecnologici, si vede che così non è, o iperinformati, si vede che così non è. E molti over 80, anche novantenni, allettati a casa, stanno aspettando fiduciosi. Che cosa si sente di rispondere a queste persone, a queste famiglie, sì, no, persone, perché sono persone che con il chiamano. fine settimana passato Luca Zaia ha dato così la comunicazione di chiudere la campagna per gli over 80. Per tutti quei casi che in qualche maniera non sono stati raggiunti, sicuramente un ruolo fondamentale ce l'hanno i medici di base. È anche una responsabilità, dovrebbero avere, caspita. Perché conoscono i loro pazienti e hanno quindi anche l'opportunità di avere il collegamento e il contatto, banalmente, anche raggiungerli telefonicamente. Che è importante. Perché la persona magari over 80, ci sono quelli che sanno anche usare internet, perché c'è anche chi riesce ad usare internet, però una fetta consistente di questa fascia di popolazione magari non ha accesso a questo tipo di strumento, per cui c'è la necessità di familiari che possano intervenire o, ribadisco, anche il medico di base è la persona più indicata nell'avere il contatto e nei comuni, soprattutto visti i nostri che sono di medie e piccole dimensioni, anche i servizi sociali, anche un sindaco può svolgere un ruolo importante proprio di comunicazione nei confronti di questa fascia di popolazione. A lei è capitato nel suo comune? Sì, è capitato e non vi nascondo, abbiamo i nostri servizi sociali che si stanno attivando, hanno organizzato anche il servizio di trasporto delle persone più anziane presso i centri vaccinali e in particolare ultimata la fascia degli ottantenni, adesso si è conclusa anche sostanzialmente quella di settantenni, dai 75 ai 79 anni. La prenotazione avveniva via internet con il portale dell'ULS e in questo caso c'era l'opportunità di prenotarsi. Per l'età dai 70 ai 74 anni sono i medici di base invece che intervengono. È bene che lo sappiano, ricordarlo sempre. E che prenotano. Tendenzialmente la data è dal 3 maggio in poi dipende dal medico di base come intende organizzarsi. Se si riesce quindi a vaccinare, come ormai si è riusciti a fare, la maggior parte degli ottantenni e di settantenni, abbiamo veramente già svolto un passo importante nella campagna vaccinale, perché sono la parte di popolazione più fragile, più a rischio anche di morte. Il passaggio successivo saranno i sessantenni, perché poi, come ha dato indicazione il Presidente Draghi, si procede per fasce anagrafiche. E qui salve eccezioni per disabili sembrano. E per fragilità. Mi permetto di aprire anche una parentesi sulle vaccinazioni che si sono fatte anche nei mesi passati per soggetti che non rientrano in determinate fasce di età e che così di primo acchito non si capisce perché siano state vaccinate. C'è da dire questo, che all'inizio l'indicazione era, in base al piano vaccinale anche nazionale, di vaccinare le persone dagli 80 anni in su, quindi gli ultra ottantenni, le persone ricoverate presenti nelle case di riposo, gli operatori, naturalmente tutti gli operatori sanitari e fatte queste si poteva iniziare anche con le cosiddette categorie essenziali. Quindi forze dell'ordine. Esattamente, poi si è pensato anche alle scuole, per dare anche l'opportunità di aprire le scuole. Poi nei servizi essenziali
E qui ci sono state la protezione interpretazioni. civile è stata coinvolta. Adesso apro una parentesi anche su quello. E quindi i servizi essenziali dipendeva anche un po' dalla regione cosa interpretava con servizi essenziali. Perché c'è chi ha interpretato avvocati, magistrati, dipendenti comunali, universitari. Quindi di fondo, quando tu lasci dei margini discrezionali, è evidente che dopo uno potrebbe dare anche interpretazioni diverse come è stato fatto. Ecco che allora è intervenuto Draghi dicendo meglio che ritorniamo intanto a vaccinare per fasce d'età, per fragilità e poi si può considerare altro. Per quanto riguarda la protezione civile, è stata considerata categoria essenziale, quindi alla fine anche i volontari in genere sono stati vaccinati. Sta di fatto che a seguito dell'indicazione data da Draghi a questo punto si sono interrotte le vaccinazioni anche per il volontariato, se non che è stata posta da parte delle regioni, da parte anche dell'ANCI, la questione che ci sono parecchi volontari della protezione civile che prestano servizio presso i centri vaccinali. Allora, proprio per un fatto di sicurezza e del volontario e delle persone anziane che si stanno andando a vaccinare presso i centri preposti, è evidente che andrebbero vaccinati. Ed è intervenuta a seguito delle sollecitazioni da parte della Regione, da parte dell'ANCI e del volontariato, una nota di Curcio, che è responsabile nazionale della protezione civile, il quale, dopo aver sentito evidentemente il commissario straordinario Figliuolo, ha previsto che i volontari che prestano servizio presso i centri vaccinali vengano vaccinati. Quindi una buona notizia a questo punto. Sì. Ma anche perché tra l'altro facciamo gli scongiuri del caso, però il nostro paese è sventurato periodicamente. Qualora ci fosse qualsiasi tipo di emergenza e fosse necessaria la protezione civile, come un sacco di volte si è manifestato, non è che possono mantenere il distanziamento nelle attività operative, lei li ha coordinati tante volte, sa benissimo, ma devono essere in perfetto stato di poter agire in modo tranquillo in qualsiasi situazione, quindi anche di contatto stretto con le persone. Io penso soltanto anche al soccorso alpino, per esempio. Non so se sono state considerate tra le categorie particolari, però io ricevo continuamente comunicati del soccorso alpino che fanno interventi costantemente in situazioni incredibili. E lì non è possibile mantenere il distanziamento. E sono stati vaccinati? Non lo so, punto di domanda. Allora, penso che buona parte del volontariato sia stato vaccinato prima dell'intervento di Draghi. Quindi sono riusciti ad entrare rimangono, tra gli altri. Sì, rimangono secondo me delle percentuali abbastanza ridotte, fortunatamente. Poi dipende anche, nel caso del Veneto, da provincia a provincia, come le ULSS hanno un po' organizzato le vaccinazioni dei volontari. Quindi magari ci sono province dove hanno vaccinato la maggior parte, province un po' meno. L'intervento da parte del coordinatore nazionale della protezione civile, appunto Curcio, è proprio per cercare di dare completezza alla vaccinazione dei volontari. Un altro tema importantissimo è quello del turismo, importantissimo perché ha un indotto incredibile. Adesso più passa il tempo più si scopre che tanti fanno parte della filiera turistica e nei momenti che si aspettavano di grandi ingressi invece abbiamo visto ovvio, deserto clamoroso, flop clamoroso. Adesso nuovamente delle categorie lamentano che se si apre con giugno si è già persa tutta la stagione primaverile, abbiamo le concorrenze sfrenate che già stanno ricevendo prenotazioni di altri paesi del Mediterraneo molto interessanti. E noi siamo messi maluccio. Si era parlato anche lì di vaccinazioni per creare le isole, no? Vaccinate, se non altro gli albergatori, gli operatori del settore, dare un'immagine all'estero di sicurezza, no? Ma cosa ne pensa? È argomento proprio di questi giorni, tutta la questione relativa alle riaperture anche degli alberghi, anche dei pubblici esercizi, anche delle palestre e le piscine, cioè quei settori che obiettivamente sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia. Perché poi c'è anche da dire che non tutta l'economia italiana ne ha risentito. E per fortuna ci sono stati ambiti che sono andati veramente perché ci sono bene. Appunto comunque dei comparti e delle realtà nella nostra economia che hanno retto e che anche hanno registrato dei segni positivi e questo sicuramente va bene perché con il debito che stiamo contraendo, con i livelli che stiamo raggiungendo in termini di deficit, se voi pensate l'Europa ci imponeva un deficit del 3%, siamo arrivati all'11%. Il debito che noi abbiamo in questo momento è un 160%, cioè sono delle cifre astronomiche che noi riusciremo in qualche maniera ad affrontare solamente se ci sarà la crescita del nostro paese. Allora va bene per quei comparti che fino a questo momento sono riusciti a tenere e anzi
hanno trovato il modo di comunque svolgere l'attività. Adesso noi ci dobbiamo concentrare su quella parte della nostra economia che è stata particolarmente segnata. Allora, le riaperture in questo senso possono servire. Spero che siano definitive, è questo l'obiettivo. Allora, il fatto di ragionare per trovare le condizioni per partire una volta per tutte può permettere di garantire anche la prossima stagione estiva. L'abbiamo visto l'anno scorso. In realtà nei mesi di luglio ed agosto ha ripreso l'attività. Allora, se noi riusciamo a completare la campagna vaccinale e a dare delle indicazioni per cui gli americani vaccinati, faccio un esempio, possono venire in Italia e quindi abbiamo il famoso pass, il famoso passaporto, è chiaro che così riprende il turismo del nostro territorio. Quindi io direi, qui adesso bisogna concentrarsi e fare il più possibile per avere le condizioni per cui una volta che si riparte in via definitiva. E quindi bisogna concentrarsi nel trovare le condizioni per poterlo fare. Però tanti operatori del settore dicono che gli imprenditori poi dicono che senza programmazione non si va da nessuna parte, perché nel frattempo, nel bisogno di avere almeno una certezza nello svago, per come le persone veramente è dall'estate scorsa che non possono fare vacanze né niente, pur di andare da qualsiasi parte prenotano dove c'è certezza di possibilità di andarci, e quindi ecco che l'estero, paesi come Grecia, Spagna, isole eccetera, non le nostre, hanno già importantissime prenotazioni. La Sardegna ha avuto un tracollo, andava bene finché era bianca, poi ha avuto un tracollo di prenotazioni. Per cui il problema è che se noi arriviamo ad aspettare di finire le vaccinazioni, questi andamenti, i nostri operatori non ricevono le città d'arte non ricevono niente. Se non si dà garanzia che tu vai a Venezia e giri per Venezia, ma ci puoi arrivare, cioè quindi io posso sregionare, scomunare, come si può definire ormai il termine. Ma per quello è necessaria una programmazione. Una programmazione e proseguire con la campagna vaccinale. Perché se noi, come dicevo prima, riusciamo a vaccinare la popolazione che va dai 60 agli 80, è evidente che abbiamo messo in sicurezza buona parte della popolazione. Se poi creiamo le condizioni perché dall'estero vengano, con il riconoscimento del passaporto vaccinale, vengano date delle regole ben precise, arrivano i turisti. Però dobbiamo creare anche le condizioni di sicurezza, perché è l'altro aspetto. Infatti, però secondo me il passaporto è qualcosa che forse non è sufficiente soltanto, cioè potrebbe essere il passaporto e anche il famoso tampone, perché se uno viene sano è la stessa cosa, perché ora che tutti abbiano il passaporto vaccinale, che lo istituiscano, ce ne vorrà però bisogna secolo. partire, perché a me la paura più grande è quella che noi tante volte parliamo delle cose, aspettiamo poi che magari succeda il problema e allora, ah sì, avevamo pensato. No, allora bisogna programmare. Infatti bisogna programmare per essere pronti nel momento in cui è necessario. Assolutamente sì. Allora, l'ultima tematica, proprio in pochi minuti, comuni, come stanno le finanze dei comuni? Tante volte si è chiesto anche ai comuni di intervenire, qual è la situazione? Allora, la situazione è che si è cercato di dare un sostegno da parte del governo e passato e presente ai comuni che più volte hanno messo in evidenza le difficoltà, perché le entrate comunque sono calate e le spese sono aumentate, attraverso l'erogazione di fondi e attraverso il cosiddetto fondone. Il prossimo si chiamerà invece fondino. Ecco, lo Stato darà delle risorse economiche per cercare di sostenere i comuni che si sono trovati ad avere appunto maggiori spese e minori entrate legate al Covid. In base alle certificazioni che verranno fatte a maggio da parte dei comuni circa appunto questi due aspetti, lo Stato molto probabilmente poi andrà a definire quelle che sono le risorse che andranno a destinare ai comuni per dare loro un sostegno. Se ci fosse maggiore certezza di regole, i comuni si muoverebbero con maggiore anche tranquillità. In realtà, come sempre, viene data l'indicazione certificazione a maggio, chissà poi se lo Stato effettivamente ti riconosce quello che si è speso di più, quello che magari è entrato in meno, e dà un po' di insicurezza. Però, volendo essere fiduciosi, questi dovrebbero essere i passaggi. Quindi i comuni a maggio danno indicazioni della loro situazione economica finanziaria, poi lo Stato dovrebbe intervenire per dare un sostegno.
Mi permetto di dire una cosa in merito alla Tari, cioè alla tariffa sui rifiuti. Le attività economiche, gli operatori economici che si ritrovano ad avere degli importi consistenti senza obiettivamente aver lavorato e quindi sostengono di non poter pagare quegli importi tariffari, allora da parte dell'ANCI, soprattutto nazionale, è stata mandata una nota da parte del Presidente De Caro al Governo chiedendo che ARERA, che è l'autorità che gestisce della regolazione per quanto riguarda le reti, l'energia, l'ambiente, ponga delle regole meno complesse per i comuni che devono in qualche maniera intervenire sulle tariffe per aiutare le attività economiche. Questo quindi è una cosa, prospettiva che può essere interessante. Questo fa la differenza proprio per poter dare un aiuto a tutte quelle attività economiche che altrimenti si trovano di fronte a dover pagare dei grossi importi legati alle tariffe sui rifiuti, perché i comuni possono intervenire fino a un certo punto, perché è facile dire a un comune vabbè, diminuisci le tariffe, in realtà ci sono delle regole che non ti permettono di farlo. E anche qui torniamo al discorso di regole ben precise, come prima si pensava agli abbonamenti eccetera, no, ci deve essere una legge dello Stato. Perché c'è sempre la Corte dei Conti, per cui quando ci si muove, ad esempio i comuni non possono aiutare le attività economiche del territorio, ad esempio, possono aiutare le associazioni, possono aiutare i cittadini, ma non possono aiutare le attività economiche, quindi tu devi trovare il sistema per aiutare le attività economiche del tuo territorio, perché sennò la Corte dei Conti ti potrebbe dire guarda che tu da un punto di vista legislativo non puoi sostenere le attività economiche, cioè i privati che svolgono un'attività economica sul tuo territorio. Chiaro, benissimo, queste sono delle lezioni molto importanti che servono a tutti i cittadini che a volte non lo sanno, non ne sono a conoscenza e magari puntano il dito, ma inconsapevolmente, non sapendo come funzionano le cose, le regole, le tantissime regole del nostro paese. Elisa Venturini, grazie di essere stata qui con noi. Grazie a voi, buonasera. Era un piacere di riaverla per riaggiornare un po' sulla situazione, le tante novità che capitano spesso. Le auguriamo naturalmente buon lavoro, buona serata. A voi telespettatori invece lascio la pubblicità, poi torniamo ancora insieme, ma non sono finiti i nostri approfondimenti, le nostre interviste, quindi restate sempre con noi. A tra poco.